Muoviti, muoviti! Bene il campo. Sono partiti ieri mattina alle 6 gli alpini del gruppo ANA dei Rizzi. Stanno percorrendo a piedi i 158 km che li porteranno alla dunata di Vicenza. Altri hanno scelto la bici, altri ancora nelle prossime ore si metteranno in viaggio in macchina. L'attesa finalmente è finita. L'attesa, come in tutte le adunate, è altissima, Sì. no? Perché chiaramente per noi è il momento migliore, il momento clou di tutto il nostro anno di lavoro. E quindi non vediamo l'ora di partire, per cui domani in macchina e via, si va a Vicenza. La voglia di fare feste, rispolverare ricordi, ritrovare vecchi compagni, far riemergere gli aneddoti di quando si indossava la divisa, lo spirito della dunata è soprattutto quello della condivisione, quello spirito che TV12 vi racconterà da Vicenza in diretta per tutto il weekend. Venerdì alle 21:15 con uno speciale focus condotto dal direttore Luigi Bacialli, sabato dalle 20:30 con lo spettacolo delle fanfare dallo Stadio Menti e i cori alpini lungo le vie della città. Domenica in diretta dalle 7 la sfilata integrale con le troupe del gruppo Media Nord-Est per immortalare ovviamente anche il passaggio delle penne nere friulane. Il target minimo dovrebbe essere almeno 1000-1100 persone che sfileranno. Io mi auguro tanti di più, anche perché la trasferta è abbastanza corta, per cui io chiedo a chi ha ancora un attimo che non sa cosa fare di raccogliere la famiglia in macchina domenica mattina e andare a Vicenza a fare la sfilata con quelli di Udine.